Siamo alla Facoltà di Scienze dell'Università di Messina, la zona di Ganzirri, la seconda università di Messina. Il teatro che abbiamo di fronte a noi è l'aula magna dell'Università di Messina. Oggi siamo qua per il 100° anniversario del terremoto di Messina, 28 dicembre 1908. Assisteremo a una commemorazione con un discorso del WWF su questo avvenimento. Mario Dozzi. Oh, guardi chi c'è. Buongiorno maestro. Anche lei qua? Questo è il teatro dell'Università di Messina. Questi sono gli affreschi di Ghezzi dedicati alla battaglia dello Stretto. Le famose arpie, che poi in epoca rinascimentale sono diventate sirene, ma in effetti le sirene sono una definizione fantastica, perché non erano pesci ma uccelli le sirene. Questo è il traghettatore femmina, il Caronte femmina. Entriamo dentro la sala. Forse quello che fa pagare più pedaggio. E allora? Non c'è ancora poi chiarezza sul quadro economico, di questo poi se ne può parlare a fondo, ma voglio dire una cosa, che tutti gli altri punti e attraversamenti del mondo sono al mondo in testa, tutti. Le cose che hanno un'evoluzione che vale nel 1937, quello che fanno fare in San Francisco, con un pedaggio di mare altissimo, di dollari, quando questo c'è molto più corso, sentite, perde 51 milioni di dollari all'anno. Stiamo parlando della California. Il tunnel sotto la Manica, trasporto, che comunque l'attraversamento ancora oggi non viene capito, perché costa talmente tanto di più per poter remunerare la spesa iniziale, che non c'è che consigliare per il traghetto l'overpass. Ed è immensa, pure questo, basta contare se c'è di essere realizzato. Poi finiamo con l'ultimo, il ponte più lungo del mondo, non ha campata unica, il ponte con la Danimarca Versa Zoom, che perde e non riesce a recuperare quasi un terzo di quello che avrebbe dovuto recuperare. E dunque su quel punto deve intervenire lo Stato in vecchia. Stiamo parlando cioè di una nazione che normalmente le spese pubbliche le fa, come quella che da noi. Non è che ci sono una di quelle solite cose per cui il privato che invece ci guadagna dei soldi e le perde va spesso per fare notte. Questo dunque mi viene sempre di più quando penso al ponte, perché non si capisce come perdono molti, questo sarebbe un negativo. Ma perché? Perché prevede un incremento di traffico di passeggeri spaventosi. 250% in più di merci, 100% in più di passeggeri, in più. Si prevede che il ponte dovrebbe arrivare ad assicurare fino a 100.000 passaggeri al giorno. Ma chi si va a pagare la Sicilia 100.000 ogni giorno? Pensate che un siciliano esce in meglio della propria terra una volta nella sua vita. Una. Dove va tutta questa gente in giro da una parte all'altra del mondo? Ma c'è una cosa che non si sta bene, dove sono quelle fondate questa gente? Non si capisce. Poi c'è anche l'aspetto del paesaggio, non c'è chi, come me, per esempio, ha cura del paesaggio. Mi piace vedere lo scenario dello Stretto. Mi piace mettermi sul traghetto, in certe albe di primavera, con l'arancino in mano, che si usava un tempo, e guardare quel mare, non lo so, mi piace, quindi fammi una cosa.
risolto dall'aver imposto ai